Siamo in un luogo di Verona assolutamente sconosciuto, soprattutto perché un po' fuori mano, essendo in collina verso nord, e poi anche perché è chiuso alle visite. Un castello che riveste grosso modo 8 secoli di storia. La prima struttura che verrà costruita è intorno al 1390-91 e qui c'è un po' tutta la storia delle occupazioni veronesi da parte di esterni. La prima di tutte quante è legata a quella breve presenza di Gian Galeazzo Visconti dalla Lombardia, da Milano, che occupa Verona tra il 1387 e il 1391-92 più o meno, il quale arriva qui sopra perché ha preso la città, risiede nel Castelvecchio, ma non sicuro di questa postazione perché si sente braccato dai veronesi, ne costruisce un altro che è sul colle sopra al Teatro Romano e che adesso è più o meno distrutto e tra l'altro coperto o poco visibile a causa della caserma austriaca che ci sta davanti. Non contento di ciò, costruirà il terzo e ultimo castello qui, sfruttando le mura scaligere che chiudevano la parte nord di Verona, che giravano su tutte le colline salendo da Portavescovo e scendendo in Valdonega, e realizza un più o meno recinto triangolare con torre e casa in modo tale da avere il controllo della città dall'alto. Quello che vediamo adesso invece è tutt'altro che scaligero e poi ancora visconteo. Il muro alle mie spalle viene realizzato dagli austriaci, che sono praticamente gli ultimi occupanti, prima degli italiani, di questa struttura. E questo, dove siamo oggi, è il lato sud. L'ingresso che è alle mie spalle era l'ingresso principale. L'anno è 1839, mentre il numero sotto 17 sta ad indicare la 17ª opera costruttiva per la difesa di Verona. Ricordo brevemente che quando gli austriaci sono qui a Verona, la città verrà dotata, per così dire, della bellezza di 32 forti. L'idea degli austriaci era di rendere Verona imprendibile. Il luogo è controllatissimo perché se entra qualcuno che non deve entrare si trova subito un cocktail di benvenuto a base di piombo, ovvero le fucilerie qui alle mie spalle che controllano il passaggio. Questa salita poi ci porta all'interno della struttura del forte, che è molto complicato perché sono tutte quante isole staccate una dall'altra. La polveriera sembra essere stata già presente prima ancora dell'occupazione degli austriaci. Quello che vediamo è appunto austriaco, ma probabilmente qui nella stessa posizione ce n'era uno francese. È curioso perché questo luogo è diventato, quando era occupato dagli sfollati dopo la guerra, quindi negli anni 50, anche qui dentro c'era una piccola cappellina a far da chiesa, per così dire, e un piccolo negozio per dare uno spaccio di alimentari. La polveriera è a prova di bomba, cioè cosa vuol dire? Intendendo per bomba naturalmente le cannonate, tali che una cannonata sulle pareti della polveriera non avrebbero distrutto la struttura. Per capire un attimo dove siamo, dicevo le isole, questa è la polveriera, prima eravamo qui all'ingresso. Questo sarà un corpo di guardia, qui sarà una palazzina ufficiali, quindi vedete che sono tutte strutture dislocate in questo grande campo esteso che va verso nord e verso i due puntoni di epoca veneziana. Siamo nel cosiddetto Rivellino. Che cos'è? Fuori dalla struttura del forte c'è una galleria, come sempre casamattata, cioè a prova di cannonate, che conduce ad una struttura sbalzata fuori esterna, in questo caso verso est. Siamo in vista della Valle di Poiano e questo permetteva agli austriaci di controllare l'orizzonte verso est praticamente su un angolo di 270 gradi. Strutture del genere sono già esistenti anche con i veneziani a partire dal 1450-1500, quindi è una struttura difensiva che si protrae nel tempo, evidentemente perché funzionava molto bene e permetteva non solo di sparare con le fucilerie all'esterno verso i nemici, ma magari anche di sparare alla schiena di coloro che stessero tentando di entrare nel forte. Qui siamo nell'area
prativa, libera del forte, un'area che era già funzionale in epoca veneziana. La palazzina alle mie spalle presenta tracce ancora di quello che era la struttura del muro veneziano e precedentemente ancora visconteo che occupava quest'area. La palazzina adesso è tutta quanta di epoca austriaca, quella che vediamo alle mie spalle, mentre di fronte ad essa c'è una struttura strana ed è la palazzina di comando, che sicuramente non è tutta austriaca, ma è stata ricavata dagli austriaci su una precedente struttura veneziana, perché la fiancata verso città è in cotto e presenta quel caratteristico cordolo che c'è anche sui bastioni veneziani a circa 2/3 dell'altezza. Qui molto più piccolo, però lo si legge. E c'è anche una grossa finestra che probabilmente poteva essere una cannoniera veneziana riattata dagli austriaci. La palazzina appunto era la palazzina di controllo dell'ingresso e idealmente nell'epoca veneziana possiamo pensare ad un muro che partiva dalla palazzina che vediamo e andava in senso est a raccordarsi con l'altra. Nelle vecchie mappe questo appare. La palazzina alle mie spalle è molto grande, foggiata ad L, con varie stanze nei vari piani, anche superiori, con tutte travature poi all'interno incapriate in legno, quindi anche una certa eleganza costruttiva al tempo. E sul lato dietro di questa struttura si legge molto bene il vecchio muro preesistente alla palazzina. L'anno c'è anche scritto 1842, quindi evidentemente l'hanno costruita un attimino dopo aver già iniziato i lavori nel castello. Quando i veneziani prendono possesso della città nel 1405 e dureranno quasi 4 secoli, una delle prime modifiche saranno delle migliorie, tra virgolette, apportate al castello. Tra le migliorie ci sarà anche la realizzazione di una cisterna, che è questa segnata in questo punto, al momento è completamente interrata, e poi questo grosso torrione, precedente ancora alla cisterna, che viene definito torrione del Cariati, del quale al momento si riesce a capirne un pezzettino inglobato nelle strutture più recenti. Siamo arrivati ad un punto molto interessante perché ci sono varie epoche sovrapposte. È una piazza bassa o una postazione introniera di epoca veneziana. Siamo in questo punto. La balconata davanti a me porta verso il fossato e quindi in direzione Porta Vescovo, e lì in epoca veneziana erano appoggiati 2 cannoni tali da poter controllare il fossato. Siamo praticamente all'inizio del ponton nuovo, questo che vediamo, però adesso appare completamente rimodernato perché è stato rifatto dagli austriaci perché i francesi lo avevano fatto saltare. Queste 2 strutture costituiscono nel gergo militare una tenaglia, cioè a dire il nemico che arriva da nord si trova tra i 2 puntoni in questa struttura a forbice tale che può essere difeso su 2 fianchi, quindi c'è un cosiddetto tiro incrociato delle artiglierie. Qui si apre una portina abbastanza angusta con una scala piuttosto ripida ed angolata che porta grosso modo un po' sotto il fossato, un 5-6 metri minimo dalle mura che lo circondano. E qui siamo decisamente in un punto dolente perché ci sono 1000 ipotesi e nessuna spiegazione. Siamo particolarmente sottoterra, in quello che probabilmente poteva essere le fondazioni del Torrione del Cariati 1405, che è una delle primissime strutture fatte dai veneziani nel castello. La cosa curiosa è che qui sono presenti un mucchio di aperture nelle pareti che sono aperture trilete, cioè a dire con 3 tubi ad imbuto, 2 in sezione quadrata, che potrebbero essere legate all'aereazione del luogo. Però è curioso che sono particolarmente profonde e non se ne vede l'uscita, quindi forse fuori le hanno murate. In punto 2 ci sono un mucchio di strutture delle quali non si ha spiegazione se non riconducendoci alle fondazioni del Torrione dei Cariati. Più avanti, una decina di metri da dove sono io adesso, affiora la roccia. Ci sono 1000 interrogativi ai quali sarà molto arduo dare una risposta. Intanto siamo, ripeto, nelle viscere della terra e siamo andati indietro quantomeno di 4 secoli, se non 5. E qui siamo in un posto abbastanza curioso, sicuramente di edilizia prima veneziana poi austriaca.
Questa piccola galleria, che ha un portone che probabilmente è austriaco, porta dentro ad un grosso stanzone voltato che ospitava una cannoniera che andava a sparare nel fossato in direzione Valdonega. E poi più recentemente, al di là di aver ospitato sicuramente i soldati come camerata, chiamiamola così, come dormitorio, quando c'erano gli sfollati negli anni 40 e 50 del dopoguerra, del Novecento ovviamente, ha ospitato un cinema. Siamo appunto nella parte nord, legati tra i due pontoni messi a tenaglia. Le due cannoniere si incrociano col tiro e coprono le due situazioni dei due fossati. Il muro alle mie spalle presenta delle cose molto interessanti, non storiche perché sembrano essere riferibili alla Seconda Guerra Mondiale, quindi al massimo un 70-80 anni fa, ma ci sono dei fori di proiettile, sono queste strutture strane, arrotondate, che si leggono, ce n'è un'altra qui, ce n'è un'altra più in là. Quindi evidentemente appunto era un luogo, non chiamiamolo di esecuzione, ma comunque sul quale sono rimaste le tracce dell'utilizzo delle fucilerie. Questo luogo dove adesso siamo arrivati è uno scoop assoluto perché credo che per anni nessuno abbia messo piedi qui ed è recentissima l'apertura e la pulizia soprattutto della pontara, cioè del terrapieno che porta verso l'alto dove sullo spalto del puntone Vecchio. Alle mie spalle nella boscaglia è l'area destinata alle artiglierie in barbetta del pontone veneziano. Quello che si capisce o che si intravede è una parte di muro veneziano che era la base del pontone verso sud, che chiudeva un po' e rastremava la struttura del pontone. Alle mie spalle invece il resto era solamente in terrapieno, cioè non c'erano strutture murarie ma semplicemente dei rialzi di terra per poter infilarci le artiglierie e proteggere i serventi al pezzo o con gabbionate di terra o anche di ciottoli. La parte più alta è tutta la zona dello spalto in terrapieno con le postazioni per i cannoni. Da questo lato siamo verso la Valdonega, dall'altro lato siamo verso Poiano, quindi verso est. È sperabile che i lavori che stanno proseguendo ci svelino altre strutture ancora coperte da vegetazione o da terrapieni per svelare finalmente tutti i misteri di Forte San Felice, che è appunto particolarmente tenace nel nascondere la sua storia.